La psicologia integrata nello sport agisce come un amplificatore di benessere e può migliorare le performance degli atleti, dimostrando il principio che il corpo e la mente lavorano assieme. Lo hanno ribadito gli esperti dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto che hanno partecipato alla 15ª edizione di Ragazze nel Pallone, il più importante festival di sport femminile in Europa che si è svolto al Parco Raciti a Padova nei giorni scorsi. La parte mentale in una performance è fondamentale. Basti pensare che ha un'importanza almeno del 50%. Quasi tutti pensiamo che basta allenarsi, quindi preparare il fisico, no? O la tecnica per una buona performance, però ricordiamoci che in campo non solo ci andiamo col corpo, ma ci andiamo soprattutto con la testa. Quindi se non sappiamo gestire le emozioni, se non sappiamo gestire lo stress, se non sappiamo concentrarci, se non sappiamo fare bene delle tecniche di respirazione, una performance anche per atleti di altissimo livello può essere compromessa. Un'edizione che puntava a guardare al futuro. Al futuro, dedicandoci soprattutto alle nuove generazioni, alle nuove leve, per cui avremo una masterclass dedicata alle bambine dalle 8 ai 15 anni e le giovanili ovviamente della FIP, della Federazione Italiana Pallacanestro. Per le oltre 600 atlete presenti è stata anche un'occasione per ribadire l'impegno dell'Ordine nel promuovere la cultura della parità di genere nello sport con l'obiettivo di sostenere le donne nella propria autorealizzazione. Sappiamo che nello sport come nelle professioni il divario retributivo e anche la diversa possibilità per le donne di arrivare a ricoprire ruoli dirigenziali è ancora molto forte. Per questo come ordine e anche all'interno della consulta degli psicologi dello sport abbiamo deciso di essere presenti in questa manifestazione che ha prima di tutto come suo valore fondamentale la parità di carriere e di retribuzione tra uomini e donne.